Un anno dalla strage del bus di Mestre in cui morirono 22 persone, una tragedia ancora viva nella mente di chi intervenne sul posto. Tra poco la testimonianza di uno dei primi vigili del fuoco ad arrivare. Il Patriarca di Venezia ha celebrato una messa in ricordo delle 22 vittime, mentre il fronte delle indagini è ancora aperto. Mentre si aggrava la posizione dell'investitore di Via Piave, il sindaco corre ai ripari volando a Roma la prossima settimana per chiedere il ritorno dei lagunari in città. L'acqua alta ha raggiunto 96 centimetri, ma in città sono scoppiate nuove polemiche tra residenti e commercianti per i ritardi nel sollevamento del Mose. Presunte frasi sessiste all'incontro sindacale alla vigilia della seconda trattativa per il rinnovo del contratto dei dipendenti comunali di Venezia. Cresce la tensione tra CGIL e Uilla. Al via all'Arsenale di Venezia la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano fino al 6 ottobre per celebrare l'arte e l'artigianato italiano nel cuore della laguna. Gli arancio-nero-verdi di Di Francesco scendono in campo allo stadio Bentegodi per il derby contro Verona nella partita valida per la 7ª giornata del campionato di Serie A. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Esattamente un anno fa, più o meno a quest'ora, la strage del bus di Mestre in cui morirono 22 persone. Una tragedia ancora viva nella mente di chi intervenne sul posto per prestare i primi aiuti. Sentiamo una testimonianza veramente toccante. L'ha raccolta la nostra Ilaria Marchiori. I bambini. No, l'evento ha toccato purtroppo anche i bambini, quindi quando dovevamo arrivare a quelle anime più piccole è inevitabile che ti abbassai psicologicamente, quindi ecco, quegli sguardi là e quell'approccio lì con la vita umana così debole, quello resta ancora in tutti noi. 3 ottobre 2023. Un anno dopo sono ancora vive le immagini nella mente di chi quella sera fu tra i primi a intervenire a Mestre, quando alle 19:45 il bus della società La Linea precipitò dal cavalcavia. Una caduta di 10 metri, le batterie che presero fuoco, 21 persone, dopo pochi mesi diventeranno 22, che persero la vita, tra cui l'autista Rizzotto. Uno scenario impensabile. E in quei 7-8 minuti che ci abbiamo messo dalla caserma fino al luogo, quello scenario era inimmaginabile. Ma in un contesto così sconvolgente, Giuseppe e i suoi colleghi sono riusciti a mantenere la lucidità per cercare di portare in salvo più persone possibile, nonostante per molte fosse già troppo tardi. È stato forse l'intervento più delicato al quale ci siamo approcciati nell'ultimo ventennio almeno, no? Abbiamo fatto sicuramente altri tipi di intervento, anche dopo quel 3 ottobre ne abbiamo fatti altrettanti di interventi, però di quella dimensione, almeno mi ricordo, non ne abbiamo fatti, quindi come a livello professionale credo sia stato l'intervento più difficoltoso da approcciare. Personalmente non mi sono reso conto di tutta quella dimensione. Quando ci siamo fermati invece un attimo, che abbiamo fatto le prime fasi di estrazione, no? Che abbiamo portato fuori circa 25-30 persone, e ecco, il momento più toccante per me, che mi rimane ancora, è forse aver visto tutte le bare di persone sotto il cavalcavia. Difficile cancellare dalla mente quei momenti. La scorsa settimana sono passato e ho visto ancora i fiori sul luogo. E ricordarselo quella sera con tutti quei lampeggianti e con tutto quello che presentava lo scenario non è ancora semplice, no? Sebbene soccorritori, sebbene addestrati, quando ci si ferma, come dicevo, la psicologia è anche nostra, quindi la debolezza, il confronto con gli affetti familiari, il confronto con la vita quotidiana c'è anche in noi. Una tragedia individuale collettiva con un'inchiesta, tra l'altro, che è ancora in corso. Nel pomeriggio il Patriarca di Venezia ha celebrato anche una messa proprio in ricordo delle 22 vittime. Una tragedia immane
Non ho altre parole da dire, se non il lutto e il cordoglio che continuiamo a avere. Insomma. L'amministrazione ha deciso di ricordare le 22 vittime con una messa officiata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, nella chiesa del Sacro Cuore a Mestre. Sul luogo dell'incidente poi sono stati posizionati dei fiori e appesi vari peluche per ricordare chi ha perso la vita un anno fa così tragicamente e che non si può dimenticare. È proprio la prima volta che rimetto piede qui sotto, perché è un momento che mi ha traumatizzato e che spesso me lo rivedo ancora, anche perché essere qui in questo luogo dove ero qui con il sindaco e c'erano 21 persone stese con un lenzuolo sopra. È stata una serata drammatica, io sono venuto subito qui dopo che ho sentito ciò che era accaduto. Tra le iniziative per non dimenticare quella dell'associazione Buongiorno Marghera. Posizioneremo una stele con un codice QR. Il codice QR sarà collegato direttamente alla pagina di Buongiorno Marghera ad un post in particolare con tutte le vittime e in 2 lingue che riassume un po' quello che è successo e soprattutto la storia personale delle persone. Qual è il nostro obiettivo? È che una persona che si fermi qui davanti, magari fra qualche anno anche un parente, possa avere un abbraccio dalla parte della città, possa collegarsi alla pagina. Intanto l'inchiesta coordinata dalla Procura di Venezia non è ancora conclusa. Tra poche settimane scadranno i termini delle indagini preliminari, ma potrebbe essere chiesta una proroga. A oggi è stato escluso che l'incidente possa essere stato provocato da un malore dell'autista, il 40enne Alberto Rizzotto, che secondo l'autopsia sarebbe morto a causa del violento impatto sull'asfalto. Le perizie depositate lo scorso giugno hanno poi individuato nella rottura dello sterzo del mezzo la probabile causa della perdita del controllo del bus da parte dell'autista. Sterzo che potrebbe essere stato difettoso, come aveva denunciato un ex autista ai nostri microfoni. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. Rimaniamo a Mestre, ma per tutt'altra vicenda. Si aggrava la posizione dell'investitore di Via Piave, un commercialista di Mirano, tra l'altro molto noto proprio a Mestre. Il sindaco corre ai ripari volando a Roma la prossima settimana per chiedere il ritorno dei lagunari in città, come ci racconta Anna Maria Parisi. La prossima settimana il sindaco di Venezia a Roma dal ministro Piantedosi per chiedere il ritorno dei lagunari in Via Piave lungo le aree cosiddette a rischio di Mestre. E c'è qualcuno che scrive, non dobbiamo chiedere a nessuno per essere liberi, si chiama anarchia. Con l'anarchia poi succedono questi fatti qua, succedono le prepotenze, la gente si fa giustizia da sola. Stiamo importando la manodopera, i delinquenti, li stiamo importando tutti noi, perché sanno che tanto non gli facciamo niente. Così il sindaco sull'investimento di Mestre, il problema della criminalità lungo l'asse di Via Piave e dei flussi di immigrati irregolari. Deve essere difesa da questo degrado, da queste. Sono come le zecche attaccate su una bestia, di una persona, di un uomo, di un corpo. Dobbiamo veramente renderci conto che ogni tanto non possiamo accettare tutto. Come non accettiamo le zanzare, oltre un certo limite va fatta la disinfestazione. Nel frattempo peggiorano le condizioni di salute di Nello, il 40enne napoletano è gravissimo, in coma farmacologico dopo l'investimento di Mestre del 30 settembre scorso per essere stato preso a martellate e poi travolto dal SUV che gli sarebbe passato addosso andata e ritorno per ben 3 volte, come testimonia anche un altro dei suoi amici tossicodipendenti, da noi cercato e incontrato lungo il sottopasso di via Ulloa a Marghera. Gli ha tirato il martello in testa, è napoletano, e l'altro gli ha tirato sulla schiena, non mi ricordo, sulla spalla, e è caduto, dopo è passato con la macchina. E con l'aggravarsi dello stato di salute del 40enne travolto potrebbero aggravarsi anche i capi di imputazione a carico del suo investitore, un commercialista di Mirano di 44 anni e molto noto a Mestre e a Spinea, dove ha i suoi 2 studi. La questione è davvero molto delicata e non posso dire niente. Certamente vi posso dichiarare che la stessa rabbia la provo anch'io. L'acqua alta ieri ha raggiunto 96 centimetri, mandando sotto San Marco e Rialto, i Tre Archi e altre aree della città, ma anche questa volta sono scoppiate nuove polemiche tra residenti e commercianti per il ritardo nel sollevamento del Mose. Il via libera da Roma del commissario Mose infatti è arrivato poco più di un'ora prima del picco massimo, quando la marea
era già entrata in laguna e aveva raggiunto in mare alle Tre Bocche di Porto i 110 centimetri, in laguna i 92. Secondo le previsioni, atteso per mezzanotte un picco di 115 centimetri. Le stime precedenti parlavano di 105 centimetri al mattino, dati in calo a 90 centimetri. Presunte frasi sessiste all'incontro sindacale alla vigilia della seconda trattativa per il rinnovo del contratto dei dipendenti comunali di Venezia. Cresce la tensione tra CGIL e UIL. Rispetto alla vicenda della presunta frase sessista, solo i due contendenti, quindi Bulla, rappresentante RSU, coordinatore RSU, ed Agostino CGIL, sanno qual è la verità. Indipendentemente dal tenore della frase, qualsiasi riferimento sessista va condannato. Non è accettabile una gogna mediatica che ha messo in piedi la CGIL solamente perché è in difficoltà nel comune di Venezia e non ha firmato il contratto e cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà il coordinatore dell'RSU, cosa che va avanti da mesi. Queste le premesse con cui venerdì 4 ottobre organizzazioni sindacali, RSU e amministrazione comunale si incontreranno nuovamente per la trattativa del rinnovo del contratto di secondo livello dei dipendenti comunali, e dopo quanto accaduto nel corso del primo incontro c'è da giurare il clima sarà al vetriolo. Dal mio collega della UIL FPL mi sarei aspettato una condanna netta, senza ambiguità e soprattutto senza minimizzazioni e superficialità su un tema tanto importante quale quello della violenza in generale e della violenza sulle donne. Alcuni giorni fa tra il personale dei due locali era scoppiata una rissa dove un uomo era finito all'ospedale. Il questore di Venezia ha disposto la chiusura di 2 esercizi pubblici a Castello. Le licenze sono state sospese in seguito all'episodio accaduto nelle vicinanze dei due locali nella tarda mattinata di sabato 28 settembre. Diversi passanti avevano chiamato il 113 riferendo di una lite. Sul posto, oltre alla polizia, era intervenuta anche un'ambulanza, visto che uno dei coinvolti nella rissa era rimasto ferito. Al via, cambiamo decisamente argomento, all'Arsenale di Venezia, la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano. Sì, ti va a parlare ti sa parlare meglio e niente. E qui ci sono le maestre del Merletto. Dove siamo come isola? L'isola è di Pellestrina, Laguna Sud, tra il porto di Malamocco e il porto di Chioggia. Da Venezia e isole a tutta Italia sono oltre 140 gli artigiani che fino a domenica 6 ottobre porteranno all'Arsenale di Venezia la propria unicità, identità e tradizione regionale. Taglio del nastro per la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano. Sono rappresentate tutte le regioni d'Italia. Ovviamente, facendo una fiera a Venezia, abbiamo una forte presenza anche veneziana e veneta, molte le merceologie presenti. Per 4 giorni la culla della marineria veneziana si trasformerà in una vera e propria vetrina dell'eccellenza italiana all'insegna del Made in Italy. Tessuti pregiati, lavori in ceramica, gioielleria, vetro soffiato, mobili di design e ancora penne in legno che rendono alla scrittura un piccolo capolavoro, sculture e opere artistiche. Ma in questa edizione c'è anche molta attenzione alla formazione al fine di creare nuovi maestri artigiani, valorizzando l'arte del saper fare. La Fondazione Musei Civici ha proprio curato questo aspetto, coinvolgendo tutti gli indirizzi dei licei che fanno attività di formazione sull'artigianato e tutti gli associazionismo che porta avanti il tema della formazione. Rimaniamo in Laguna, dove dopo 2 anni di lavori è stato inaugurato alla presenza del patriarca Moraglia, il nuovo patronato della comunità marciana. In una città che sembra sempre più invasa dal turismo di massa, con sempre meno residenti in centro storico e pochi giovani, le parrocchie dell'area marciana lanciano un forte segnale di speranza in controtendenza. È stato inaugurato, in Calle delle Botteghe, a 2 passi da Campo Santo Stefano, il nuovo oratorio dell'Istituto Cigliota. Ci sono voluti oltre 2 anni di lavori, un impegno economico di oltre 1 milione di euro di investimenti, finanziato con gli introiti della limitrofa Casa per Ferie. Il nuovo patronato, fortemente voluto dal parroco della comunità marciana Don Roberto Donadoni e dall'Istituto Cigliota, presieduto da Don Luciano Barbaro,
porterà il nome del beato Carlo Acutis ed è stato inaugurato alla presenza del patriarca Monsignor Francesco Moraglia, come vediamo dalle immagini tratte dal settimanale diocesano Gente Veneta. C'è stato un momento in cui noi come Chiesa abbiamo creduto poco nei patronati, abbiamo creduto poco negli oratori. Ci siamo lasciati prendere da una frenesia di spontaneismo, mentre una comunità ha bisogno di una casa. Ha bisogno di una casa dove la sua fede sia pensata in un contesto culturale sempre più secolarizzato. Non si trattava solo di rimettere in ordine le aule del catechismo, che certamente avevano bisogno di una sistemazione radicale, ma la visione è stata soprattutto questa. Ecco, il momento in cui tutti parlano di crisi della residenzialità, ultimamente anche sui giornali si parlava di plateatici, no? Che non portano via soltanto spazio a chi cammina per Venezia, ma anche spazio di gioco per i bambini, per esempio. Ecco, abbiamo voluto fare qualcosa che intercettasse i bisogni dei residenti, dei veneziani. Sarà una casa per tutti i veneziani, con un occhio privilegiato sempre rivolto ai bambini e agli anziani. Oltre alle attività parrocchiali e di catechismo, potrà ospitare corsi di cucina, antispreco alimentare, mostre, conferenze e tornei. A portare il saluto della città l'assessore Venturini. C'è stato poi un messaggio della mamma del beato Carlo Acutis, un'inaugurazione all'interno di una settimana di festa per la comunità marciana, anche per l'arrivo delle reliquie dei pastorelli di Fatima, che sabato saranno scortate in laguna da un corteo acqueo. Rilanciare oggi un'attività di patronato è davvero un segno di speranza. Lo è a maggior ragione se consideriamo la missione rivolta ai ragazzi e ai bambini, in una città ovviamente anzianotta in termini di età media, ma una città che non deve ignorare anche il ruolo propositivo che tutti i nostri nonni, e oggi è la giornata dei nonni, quindi tanti auguri ai nostri nonni presenti in sala, possono e devono ancora dare alle nuove generazioni. Affascinati dall'esempio di mio figlio Carlo. Ci tenevo a farvi un saluto e assicurandovi le mie preghiere e focalizzare un pochino quelli che erano i punti principali della spiritualità di mio figlio Carlo. Adesso lo sport, il calcio, c'è aria di derby, come ci racconta Lorenzo Maier. Il Venezia Football Club torna venerdì sera in campo alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona. È in programma per la settima giornata di Serie A una sfida già caldissima, il derby con l'Hellas Verona, allenato tra l'altro dall'ex Paolo Zanetti, condottiero della promozione degli arancio-nero-verdi nel campionato di Serie B 2020-2021. La Serie A però non fa sconti e i lagunari dovranno essere assetati di punti, dopo essere usciti tra gli applausi, ma senza ancora nulla di concreto, in mano dall'Olimpico contro la Roma. Al telefono Eusebio Di Francesco, detta la linea. Una settimana particolare perché è una settimana breve, dove non abbiamo avuto gli stessi tempi per preparare una gara, una partita come è stata la settimana di Roma. Abbiamo fatto tante valutazioni rispetto alle tante cose positive che ho visto e quelle da migliorare. Abbiamo lavorato in questa direzione cercando di rinforzare quelli che sono stati gli aspetti di crescita di questa squadra e alcune cose che sono da migliorare. Ma dal mio punto di vista ci sono sempre, perché si può sempre far meglio, alzare un po' l'attenzione in determinati momenti della gara che può fare la differenza per raggiungere poi un risultato importante per quello che poi avremmo meritato dal mio punto di vista a Roma. Un Verona aggressivo, un Verona con una squadra di gamba, un ambiente ostile, difficile. Conosco un po' Verona in generale, ha una grande tifoseria, ma nello stesso tempo nel loro campo una squadra che non molla mai, ha dimostrato anche nelle difficoltà rimanendo col Torino in 10 di stare in partita fino alla fine. Per quello sicuramente anche loro avranno i loro problemi da sistemare come tutte, noi dobbiamo essere bravi a cercare di approfittare delle loro debolezze e dare forza un po' a quella che è stata un po' la nostra forza e la nostra crescita. La vittoria del Cagliari nell'ultimo turno ha poi fatto scendere i lagunari al penultimo posto della classifica con soli 4 punti. Ora
i derby. Poi, dopo la sorta per le nazionali, l'Atalanta al penso. La forza in questo momento è dare continuità a quello che stiamo facendo di bene. Non è sempre facile perché ci sono partite dentro le partite, però noi dobbiamo alzare l'asticella in questo senso per poter poi arrivare a dei risultati importanti. Ma devo dire che ho visto una squadra che ha creato tante difficoltà alla Roma. Siamo stati fastidiosi. Da Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.